Buongiorno di nuovo da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con Onda Libera in versione un po' più condensata, diciamo così, un po' più a briglia sciolta più del solito. La cucina, la trattoria di Onda Libera, il pranzo oggi cerca di servirlo, ma in maniera ancora più concitata di quanto non accada normalmente. Vediamo la prima pagina dell'ANSA senza blaterare inutilmente. Mediaset che punta alle torri della RAI è la notizia d'apertura. Ne abbiamo parlato stamani in rassegna stampa. Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha dato via libera alle condizioni dell'offerta della sua società controllata EI Towers, che in pratica controlla i sistemi di trasmissione del segnale televisivo Mediaset, su Rai Way, che è la società analoga, per costruire un'aggregazione nazionale dell'infrastruttura di trasmissione televisiva. L'offerta è da 1.200 milioni di euro. Mediaset voterà a favore di una proposta di aumento di capitale nell'assemblea di EI Towers della sua società prevista il 27 marzo. L'offerta di acquisto e scambio riconosce ai soci di EI Towers una componente in contanti di 3,13 euro e 0,03 azioni ordinarie EI Towers di nuova emissione. La parte cash dell'offerta corrisponde al 69% della valorizzazione di ogni titolo della società delle torri della RAI, cioè di Rai Way. Il pagamento della componente in contanti integralmente garantito da Primario Istituto di Credito Internazionale. Mentre, sempre dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, Google tratta con il fisco, non c'è l'intesa ma cooperiamo, fanno sapere dagli Stati Uniti. La notizia non è vera, non c'è l'accordo di cui ha scritto oggi in prima pagina il Corriere della Sera. Continuiamo a cooperare con le autorità fiscali, fa sapere Google, commentando con l'agenzia ANSA la notizia data dal Corriere della Sera in prima pagina, secondo cui l'azienda di Mountain View avrebbe raggiunto un accordo col fisco italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il gigante californiano della rete pagherà 320 milioni di euro di tasse su 800 milioni che riconosce come imponibile prodotto in Italia fra 2008 e 2013. La contestazione nasceva dal fatto che i profitti della raccolta pubblicitaria in Italia erano registrati in Irlanda e a Bermuda. La decisione di Google, del gigante del web, appare come un colpo di scena, in quanto non sarebbero mancate a Google le armi giuridiche per provare una resistenza a oltranza e nemmeno l'opportunità di attendere a maggio il decreto legislativo fiscale che sottrarrà l'abuso di diritto, cioè le operazioni che pur nel rispetto delle norme realizzano vantaggi fiscali indebiti, dall'ambito del contenzioso. Invece, dopo una riunione tra penalisti, tributaristi, magistrati e Guardia di Finanza, è stata raggiunta un'intesa, dice il Corriere della Sera. Ma la notizia non è del tutto vera, o meglio, non è vera, fa sapere un portavoce di Google, non c'è l'accordo di cui si è scritto. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA, violenza sessuale su alunni, arrestato un maestro di sostegno. Un maestro di sostegno ultra settantenne è stato arrestato dalla squadra mobile di Verona con l'accusa di violenza sessuale su 2 scolari di una scuola elementare. Gli è stato notificato un ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesso dalla Procura di Verona, anzi dalla magistratura di Verona, dal tribunale. L'indagato prestava la sua opera come collaboratore esterno alla scuola pubblica, assistendo nella didattica gli insegnanti. Le indagini sono state avviate dopo una denuncia presentata dai genitori delle piccole vittime, che hanno entrambe circa 10 anni, anzi sono maschi. I ragazzini avevano raccontato a casa il malessere vissuto a scuola a causa delle violenze subite. I fatti sarebbero avvenuti all'inizio dell'anno scolastico, lo scorso ottobre, in momenti differenti. La polizia, sulla base dei racconti dei ragazzi, ha raccolto una serie di elementi che hanno poi portato alla misura degli arresti domiciliari. E ancora dalla prima pagina dell'ANSA la questione della responsabilità dei magistrati e della nuova legge. È contro i magistrati, dice l'Associazione Nazionale Magistrati. Cambiano le regole sulla responsabilità civile dei magistrati, la riforma passata a larga maggioranza alla Camera diventa legge. Matteo Renzi esulta con un tweet: la giustizia sarà meno ingiusta, dice il Premier. Per far procedere un testo che investe una materia su cui pende procedura di infrazione in sede europea per mancata applicazione del diritto comunitario e per la quale l'Italia rischiava di pagare una multa stimata in 37 milioni, il governo ha dato parere negativo a tutti gli emendamenti. Il testo è passato con 265 sì, 51 no, 63 astenuti. Astenuti Lega, Forza Italia, SEL, Fratelli d'Italia
e Alternativa Libera, che non saprei cosa sia. Movimento 5 Stelle ha votato contro. L'applicazione della nuova norma andrà monitorata nel concreto, ammette lo stesso ministro della giustizia. Rimane il passaggio indiretto, cioè il cittadino si rivolge allo Stato, lo Stato si rivale sul magistrato, viene meno il giudizio di filtro sull'ammissibilità della causa. Insomma, in sostanza non è zuppa, ma sembra abbastanza pan bagnato la riforma, a dire il vero, come poi potremo vedere anche da qualche commento apparso su alcuni giornali di oggi. E da quanto dalla prima pagina dell'ANSA ci distacchiamo per tornare su un tema al quale abbiamo accennato prima nella conversazione con Matteo Salvini, e abbiamo letto stamani l'articolo di fondo sul quotidiano Avvenire in prima pagina. Ha avuto il coraggio Avvenire, e l'ha sempre avuto, bisogna dirlo, di affrontare questo tema, così come la riforma delle banche popolari, due temi non molto battuti in senso critico dai quotidiani italiani. Il quotidiano dei Vescovi, va detto, ha affrontato coraggiosamente entrambi gli argomenti, da sempre anche quello della lobby del gioco d'azzardo, con Nello Scavo in particolare, giornalista che abbiamo avuto anche ospite un paio di volte a Onda Libera. In ogni caso, lo stesso Nello Scavo, autore dell'editoriale, è anche autore dell'articolo nelle pagine interne che ci dà conto, ci fa capire un po' meglio che cos'è questa bozza del governo di riforma del settore del gioco d'azzardo. Una bozza governativa, perché a presentarla è il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, ex segretario della CISL. La bozza di legge di riordino del gioco d'azzardo a qualcuno piace molto, e questo qualcuno non lo nasconde affatto il gradimento. È il Sistema Gioco Italia, cioè la confederazione dei concessionari e dei gestori dei giochi, che tra l'altro otterrebbero una tassazione più bassa, incasserebbero una serie di regali che renderebbero molto meno difficile la vita ai padroni di azzardopoli. Nessun divieto alla pubblicità, poteri di vigilanza sottratti ai sindaci, possibilità di ampliare l'offerta di gioco sono soltanto alcuni dei regali che il governo si appresta a fare alla lobby del gioco d'azzardo. Nei giorni scorsi, racconta su Avvenire Nello Scavo, fonti del governo avevano riferito di aver dialogato con le parti coinvolte. Chi sono le parti coinvolte? Sono i monopoli di Stato e le associazioni di categoria, a partire proprio dalle società concessionarie. Alcune di queste società concessionarie, come ben sappiamo, nel settore delle slot dovevano pagare a noi, perché è inutile dire pagare allo Stato, dovevano pagare a noi cittadini una penale da 98 miliardi di euro. Ricordate la storia, no? Con l'intervento della famosa ministra che ridancianamente diceva se li incassiamo facciamo così, facciamo cosà, ridendo giustamente, perché c'è tutto da ridere, anzi da piangere in questa storia. E ora il governo fa un ennesimo regalo, ma bello corposo questa volta, alle concessionarie del gioco d'azzardo. Le parti coinvolte sono lo Stato, vale a dire i monopoli di Stato e il Ministero dell'Economia da cui i monopoli dipendono, e le associazioni di categoria, cioè le lobby dell'azzardo e le società e le concessionarie. Contatti ci sono stati anche con chi da anni è sulle barricate per chiedere norme che tutelino la salute dei cittadini e la vivibilità dei centri urbani. Associazioni come Slot Mob e Mettiamoci in Gioco sono state formalmente contattate. A queste associazioni non vanno giù però le maglie molto larghe previste dal testo che è in discussione in Parlamento, e meno che mai piace questo testo alla Consulta Nazionale Anti-Usura, perché c'è anche questa questione che attraverso il settore del gioco, macchinette, slot e via dicendo, si esercita duplice azione criminosa: da una parte il riciclaggio, dall'altra parte l'usura, ovvero il prestito a chi è schiavo del gioco o chi va a giocare, che è un fenomeno tutto sommato naturalmente patologico, però esistente e monitorato da suo tempo anche dalla Commissione Antimafia. In ogni caso, gli argomenti espressi dalle associazioni non hanno trovato cittadinanza nella bozza coordinata dal sottosegretario al Ministero dell'Economia Pierpaolo Baretta, ex CISL, ex sindacalista. Si sono formalmente consultate le associazioni, la Consulta Nazionale Antiusura e compagnia bella, e poi il governo ha detto chi se ne frega delle obiezioni o delle osservazioni proposte dalle associazioni anti-gioco d'azzardo e dalla stessa Consulta Nazionale Antiusura. Ce ne facciamo non uno ma due baffi.
Il governo Renzi faccia immediatamente retromarcia sulla bozza Baretta, chiedono in una nota congiunta i gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, Camera e Senato. Queste bozze, prosegue la nota, che il governo Renzi ha discusso con le lobby, sono bocciate senza appello, oltre che da tutte le associazioni, da No Slot a Mettiamoci in Gioco, anche da senatori della maggioranza, come la deputata Paola Binetti e Lorenzo Basso del PD, coordinatore quest'ultimo dell'intergruppo parlamentare sul gioco d'azzardo, che parla di una grave sconfitta perché vengono distrutti i regolamenti locali come vogliono le lobby, cioè quei timidi poteri che regioni e amministratori locali, sindaci avevano per cercare di frenare l'espansione delle lobby del gioco vengono sottratti in virtù di questa bozza governativa firmata dal sottosegretario Baretta. Nel testo del governo, del sottosegretario Baretta, il sistema di raccolta delle scommesse sul territorio viene identificato con un nuovo nome, viene chiamato rete fisica statale. Statale per modo di dire, perché questa rete fisica, cioè il sistema materiale di raccolta delle scommesse sul territorio, in realtà è appaltata a concessionari privati che a loro volta subappaltano a noleggiatori, i quali poi affidano gli apparecchi ai gestori sul territorio. La modalità è una modalità già sperimentata in passato e sottrae ai concessionari la responsabilità del controllo sul corretto uso degli apparecchi. Lo dimostrano le inchieste di questi ultimi giorni e le reiterate denunce della Direzione Investigativa Antimafia e della Procura Nazionale Antimafia, che nelle loro relazioni semestrali, depositate proprio in questi giorni, segnalano il crescente interesse delle mafie, delle criminalità organizzate per questo genere di affari. Da Cosa Nostra siciliana, che oltre a inquinare il sistema di noleggio degli apparecchi da gioco, gestisce attraverso prestanome intere sale da gioco, grazie alle quali ricicla i proventi illeciti e impedisce alla concorrenza legale di espandersi sul territorio, alla Camorra, la Camorra campana, che continua a infiltrarsi nella rete dei noleggiatori, imponendo agli esercenti l'uso di macchinette mangiasoldi in una forma di estensione del pizzo mensile da versare ai clan. Particolarmente attivi sono anche i gruppi criminali pugliesi che attraverso i punti scommesse, molti dei quali non autorizzati ma molto italianamente, per così dire, tollerati dalle autorità, perché in attesa di un definitivo provvedimento di governo riescono anche ad esportare capitali all'estero. Preoccupazione arriva anche dai sindaci che si vedono spogliati di tutti i poteri. Nella bozza di nuove norme vengono infatti pesantemente compressi, limitati, tagliati i poteri dei comuni, delle amministrazioni locali, a tal punto che se la norma entrasse in vigore i municipi dovrebbero accertarsi che l'arredo urbano non limiti la visibilità dei centri scommesse e poi, decorsi i 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento di governo, cesserà l'efficacia di tutti i provvedimenti comunali varati finora, cioè viene detto ai sindaci tutte le norme che avete introdotto non valgono più. Massimo Passamonti, leader di Sistema Gioco Italia, che è la confederazione di Confindustria che riunisce il comparto del gioco d'azzardo, non si lamenta affatto della bozza governativa e c'è da capirlo. Non gli dispiacerebbe affatto che questa norma passasse anche per la tassazione sul margine di guadagno, cioè sulle puntate originarie e non su quanto viene rigiocato. E questo sì che farebbe fare un altro bingo ai padroni delle scommesse, cioè tassazione agevolata. Sulla questione della Puglia, impero delle slot truccate, si sofferma poi ancora il quotidiano Avvenire con un altro articolo di Vincenzo Spagnolo che parte da un'indagine denominata Clean Game, cioè gioco pulito, che ha portato all'arresto di 27 persone e al sequestro di 12 milioni di euro. L'indagine, chiamata non a caso Clean Game, era partita da controlli della Guardia di Finanza ad alcune solo in apparenza normali slot machine che poi si erano rivelate truccate. L'indagine ha finito per rivelare l'esistenza di un vero e proprio impero delle macchinette taroccate gestito da una banda salentina che è stata capace di acquistare dall''ndrangheta le schede elettroniche alterate, minacciando i bar che non volevano accettarle e corrompendo pubblici ufficiali. Nella fattispecie un sostituto commissario della questura di Lecce, un ispettore locale dei monopoli di Stato e un funzionario della SIAE,
la citatissima in questi giorni Società Italiana Autori ed Editori per via della storia di Gino Paoli, per apprendere notizie coperte da segreto d'ufficio in relazione ai controlli programmati presso gli esercizi pubblici controllati dal gruppo criminale. In sostanza, questo gruppo di criminali salentini ha acquisito dall''ndrangheta tutto il pacchetto: schede elettroniche alterate e capacità di intimidire anche i bar che non volevano accettarle, corrompendo pubblici ufficiali per avere in anticipo notizie sui controlli presso gli esercizi pubblici controllati dagli stessi criminali. Da ieri, con una montagna di accuse che comprendono fra l'altro associazione a delinquere di stampo mafioso, truffa ai danni dello Stato, esercizio abusivo di giochi e scommesse e di attività finanziaria, ma anche corruzione, da ieri dunque 27 persone sono finite agli arresti, 19 in carcere, 8 ai domiciliari, nelle province di Lecce, Milano, Modena, Rimini e Crotone, giusto per rappresentare plasticamente l'estensione su tutto il territorio italiano dell'interesse criminale al gioco. Inoltre i finanzieri del nucleo di polizia tributaria e il GICO della Guardia di Finanza hanno posto sotto sequestro un patrimonio di 12 milioni di euro, 10 società, 2 ditte individuali, una quindicina di conti correnti, 69 fabbricati, 25 terreni, 3 vetture. Sono gli esiti di 4 anni di indagine, un'indagine dunque che si è protratta assai a lungo nel tempo, un'indagine culminata nel provvedimento firmato dal GIP Antonia Martalò su richiesta dei sostituti procuratori Ruggiero e Capoccia. Per l'accusa i capi promotori e organizzatori del business erano 4 fratelli del paese salentino di Racale, Saverio Pietro Pasquale e Salvatore De Laurentiis. Secondo gli inquirenti, pur non essendo legati alla mafia pugliese, la Sacra Corona Unita, avevano messo a frutto passati legami con i clan di Casarano e di Gallipoli per intimidire i commercianti, imponendo loro l'acquisto e l'uso di macchinette truccate che arrivavano dalla criminalità calabrese. I finanzieri hanno sequestrato 270 apparecchi, modificati sia per ridurre le puntate vincenti dei giocatori che per trasmettere in modo parziale ai monopoli i dati sulle giocate. E qui, naturalmente, nonostante tutte le assicurazioni che sono state date in questi anni, per l'ennesima volta questa indagine che parte dal Salento e arriva a Milano, Modena, Rimini, Crotone, Lecce e via dicendo, questa indagine testimonia ancora una volta che il problema alla base, che il problema che ha generato quella questione famosa dei 98 miliardi, cioè il mancato collegamento alla rete di rilevazione delle giocate con evasione fiscale e penali che ne conseguono, non è stato affatto risolto. C'era stato detto ma ci sono le schede, adesso ci sono nuove modalità. Ogni volta che leggete una roba del genere dovete pensare che è una palla, che non è vero, come non è vero il fatto che sia garantita la sicurezza dopo il famoso scandalo 2004-2007 del mancato collegamento delle macchinette alla rete di rilevazione delle giocate medesime. Succede così anche adesso, come dimostra questa indagine fresca salentina. Le schede modificate, secondo i pubblici ministeri, arrivavano dalla Sila calabrese, altro che Silicon Valley, la Sila Valley. Secondo i pubblici ministeri, dunque, le schede modificate e taroccate arrivavano dalla Sila calabrese di intesa con la cosca 'ndranghettista dei Femia, un impero scoperto durante controlli e confermato dalle intercettazioni telefoniche. Che hai fatto col gioco? Vado a prenderlo? No, cosa prendi? L'hanno sequestrato. Il problema è che hanno aperto e hanno trovato la scheda esplicativa dentro, commentavano 2 indagati preoccupati per i sequestri di macchinette. Molte attività erano gestite attraverso ditte intestate a prestanome, altra questione che sono anni che abbiamo denunciato, parlato, abbiamo anche fatto interviste su questo, insomma si sa benissimo, continua come c'erano prima, ci sono anche adesso naturalmente i prestanome. Inoltre il gruppo erogava prestiti a chi era in difficoltà e poi ne chiedeva l'immediata restituzione. A quel punto era più semplice imporre l'installazione delle proprie slot o impossessarsi anche del locale pubblico di chi non poteva più pagare. È l'aspetto più amaro dell'inchiesta, l'assoggettamento e l'omertà delle vittime, che non ci hanno aiutato, ha detto dopo la conferenza stampa il procuratore di Lecce Cataldo Motta. Sono state preziose le intercettazioni telefoniche, ha detto il procuratore. Se avessimo dovuto attendere le denunce dei titolari degli esercizi, dove erano installati gli apparecchi, non avremmo concluso un bel nulla. Così dice il procuratore capo di Lecce.
Avvenire poi dedica mirabilmente un'intera pagina 11 a questa questione, interpella anche il sociologo Maurizio Fiasco, autore di numerose ricerche sul gioco d'azzardo. Nel settore delle slot machine la presenza di mafie e gruppi criminali è un fatto conclamato, dice giustamente Fiasco, e gli atti dell'inchiesta della Procura di Lecce, della quale abbiamo appena parlato, sono l'ennesimo esempio del dominio criminale sul gioco d'azzardo offerto al pubblico. Con quali stratagemmi avviene? Si collocano macchine prive di autorizzazione nel mare magnum di quelle registrate, oppure si manomettono quelle autorizzate dai monopoli e le si controlla a remoto, da lontano, con programmi ardui da individuare per gli agenti, per le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza specificamente, agenti che in genere controllano a campione bar e sale giochi. E infine si costringono con le minacce o si convincono con somme di denaro i gestori di bar, tabaccherie e altri locali a ospitare le macchinette, che servono anche a riciclare capitali sporchi. Una ragnatela capillare. L'inchiesta pugliese, dice Maurizio Fiasco, rivela una Caporetto e smantella l'insistente retorica che parla di sconfitta dell'offerta illegale. Il servizio malavitoso è completo, compresa la corruzione per prevenire i controlli, cioè, come si dimostra in questo caso, l''ndrangheta, poi attraverso i criminali locali, ti offre il servizio completo, dalla macchinetta taroccata nella Sila Valley, nella Sila calabrese, fino alla corruzione di quelli che dovrebbero fare i controlli. Quanto è diffusa l'infiltrazione criminale nel settore? Nell'assemblea della Consulta Nazionale Antiusura, dice il sociologo Maurizio Fiasco, abbiamo presentato una ricerca che quantifica provincia per provincia la quota in nero dell'azzardo automatizzato, in media il 20% del totale registrato in Italia, sono 8,6 miliardi di euro. In alcune province, dove le mafie sono radicate, arriviamo al 50%. Non è poco, 50%, vuol dire che 1 su 2 è in mano alla criminalità organizzata, dice la Consulta Nazionale Antiusura. La quota in nero dell'azzardo in certe zone d'Italia è la metà del totale. Il settore è colonizzato dai clan e le inchieste giudiziarie lo dimostrano, anche se c'è chi si ostina a negarlo. Dismesse le bische clandestine, i boss, conclude il sociologo Maurizio Fiasco della Consulta Nazionale Antiusura, dismesse le bische, i boss hanno scudato, tra virgolette, cioè hanno reso legale l'azzardo di Stato, vestendolo da gioco legale e sicuro, con paradossi innescati dalle stesse indagini, tipo una sala bingo con annesse slot machine a Palermo, confiscata alla mafia siciliana e affidata a un amministratore giudiziario che ha dovuto sobbarcarsi l'onere di fungere da gestore dell'azzardo. Con questa norma un forte passo indietro, dicono anche le associazioni. Il decreto sul gioco d'azzardo voluto dal governo Renzi, dal sottosegretario Baretta, non piace ad associazioni e movimenti critici su molti punti. In primo luogo, rileva Don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in gioco, sarebbe grave che venisse quasi cancellata l'autonomia di regioni e comuni nel regolamento di gioco. Naturalmente questo è in linea con la filosofia generale del governo, vedi la riforma costituzionale e quella del Senato. Si tratterebbe di un forte passo indietro, non compensato da una regolamentazione del fenomeno per ridurne i rischi. In secondo luogo, si ribadisce l'importanza da parte del portavoce della campagna Mettiamoci in gioco che la pubblicità dell'azzardo sia fortemente ridotta fino al limite minimo consentito. Non servirebbe a molto vietarla solo qualche ora il pomeriggio, come prevede la bozza, fra le 16 e le 19, per giunta senza che questa disposizione si applichi ai canali televisivi dedicati al gioco e ai programmi sportivi, ad alta audience e ai quali, specie i più giovani, sono molto sensibili. Inoltre, dice ancora Don Zappolini, è discutibile voler ridurre l'offerta dei giochi diminuendo il numero delle slot, ma non delle video lotteries, assai più pericolose, e introducendo delle gaming hall, cioè dei luoghi chiusi dedicati solo all'azzardo, che renderebbero meno visibile il fenomeno, più pericoloso il contesto per chi è già a rischio di dipendenza. La campagna Mettiamoci in gioco chiede al governo di stanziare i 250 milioni di euro più volte citati dal sottosegretario all'economia Baretta, che potrebbero essere, almeno in parte, utilizzati per attività di prevenzione, informazione e riabilitazione
non coperte dai livelli essenziali di assistenza, perché in tutto questo si diceva prima, è vero che le entrate fiscali sono 8-9 miliardi all'anno, ma poi siccome sono stati inseriti nei livelli essenziali di assistenza anche le ludopatie, il costo, diciamo, dell'assistenza supera ampiamente le entrate fiscali, quindi è un gioco in perdita per lo Stato italiano, come del resto la vicenda dei 98 miliardi dimostra in maniera più che plastica. Avvenire riporta anche le considerazioni di Attilio Simeone, coordinatore di Insieme contro l'azzardo, che aderisce alla consulta nazionale antiusura. I governi passano, dice Simeone, ma l'Italia si conferma una repubblica fondata sul gioco d'azzardo, in cui anche la tanto sbandierata flessibilità finirà per favorire il desiderio di cercare nel gioco prospettive e certezze non riscontrabili altrove. Jobs Act a parte, cioè la flessibilità, Simeone incalza: l'offerta di gioco si riduce con la diminuzione della pubblicità, ma nel decreto non mi pare che si vada in questo senso. E poi meno slot ma più videolotteries. È chiaro, si vuole eliminare il margine di controllo della criminalità organizzata favorendo i controlli attraverso tecnologie sofisticate, ma è un contentino che non si può accettare. Si chiudono alcune macchinette mangiasoldi in favore di altre. Il nuovo rischio, che sottolinea l'avvocato Simeone, coordinatore di Insieme contro l'azzardo, è presto detto. Il governo dice di voler scoraggiare le grandi vincite in favore delle piccole. Complimenti, con le piccole vincite non si fa altro che fidelizzare e aumentare i giocatori. Ma anche il metodo di consultazione del governo scatena polemiche, perché il governo formalmente le ha ascoltate queste associazioni. Baretta ha incontrato in prima battuta le industrie dell'azzardo, afferma irritato Gabriele Mandolesi, coordinatore del movimento Slot Mob, e a loro ha consegnato una bozza del decreto. Non avremmo saputo nulla, né noi né l'intergruppo parlamentare contro l'azzardo, se non avessimo chiesto incontri ufficiali. Slot Mob, no slot e senza slot sono ancora in attesa di parlare col sottosegretario Baretta, il quale sostiene che la bozza è pubblica, ma nessuno di noi l'avrebbe letta se non fosse stato per il senatore Endrizzi, 5 Stelle, che ha pubblicato il testo online. Sulla pubblicità e relative tutele ai minori, Mandolesi è un fiume in piena. Vietare gli spot sui giochi solo dalle 16 alle 19, escludendo il divieto dai programmi sportivi, cioè quelli più seguiti dai minori, è paradossale. Il governo osserva che non si può essere troppo restrittivi sulla pubblicità pena un intervento europeo? Non è affatto vero, dice ancora Mandolesi, coordinatore movimento Slot Mob, perché la Corte europea di Strasburgo più volte è intervenuta sull'argomento, affermando che sul tema i singoli stati hanno carta bianca e ci sono precedenti in questo senso che riguardano la Germania. I movimenti sono contrari alla norma che mortifica i provvedimenti restrittivi degli enti locali, criticano la promozione delle videolotteries e chiedono al governo se intende restringere il fenomeno o dargli nuova linfa. Ah, che belli i tempi in cui c'era lei. Ci stiamo impegnando su questo tema. Il ministro ha anche ipotizzato l'eventualità di riuscire a incassare i 98 miliardi di euro contestati alle 10 concessionarie delle macchinette dalla Procura della Corte dei Conti. Perché se ritroviamo questi soldi facciamo a metà per la sicurezza e metà per la ricerca. Torna nella giungla. Quelle come te non le vogliamo. Se sei vittima o testimone di una discriminazione, Femminuccia, fai una brutta fine. non sei più solo. Voi siete un peso per la società. C'è il Contact Center UNAR del Dipartimento per le Pari Opportunità. Chiama il numero verde 890 1010 o vai su unar.it. Riceverai assistenza e intervento, perché discriminare è vietato. Contact Center UNAR. Spegne le discriminazioni. Accende i diritti. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. A Scuola di Business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 239 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Usa la tua carta You&Any, hai fino a 15 euro di carburante omaggio e un bonus punti sul nuovo programma. Fino al 31 marzo ogni 3 rifornimenti da 30 litri hai 5 euro di carburante omaggio. Info ed Station aderenti su youandany.com.
Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle, sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù per non cadere più. www.gmg-srl.net. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766. laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Pronto? Pronto, buongiorno, parlo con Lampi? Buongiorno. Buongiorno, salve. Io mi chiamo Francesco Caruso, la chiamo da Milano. Volevo chiedere qualche informazione in più circa la manifestazione del 28 febbraio, Mai con Salvini. E con chi vuol parlare di preciso? Con chi se ne occupa, immagino. Io ho chiamato la sede nazionale perché ho visto che anche Lampi, di cui ho stima, partecipa a questa manifestazione. Lei chi è, scusi? Francesco Caruso, un cittadino, visto che l'appello è stato rivolto a artisti, insegnanti, cittadini. E per la manifestazione del 28? Sì, Mai con Salvini. Pronto? 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 Sì, pronto, buongiorno. È caduta la linea, scusi. Senta, no, non so, magari c'è un ufficio stampa o qualcuno che io ha... infatti le volevo passare l'ufficio stampa che in questo momento non mi No, giusto per risponde. sapere, perché non so se c'è un sito internet. Però ecco, io proprio l'ufficio stampa le volevo passare, ma non mi risponde nessuno in istanza. Se puoi richiamare più tardi. Proviamo a richiamare Va più bene. tardi, perché volevo capire Prego. un po' come si è organizzata la bene, giornata. Ma c'è un sì. sito? C'è un sito che lei sappia per prendere qualche informazione? Il nostro, lei dove l'ha visto? Sul nostro di sito? No, in realtà l'ho visto sull'Huffington Post, che dava notizia di questa manifestazione il 28 Mai con Salvini. Guardi, deve chiamare più tardi, casomai parlare con l'ufficio stampa, perché che cura il tutto. Non saprei cosa... Va bene, la ringrazio intanto. Buongiorno.
Associazione Nazionale Partigiani Provinciale di Roma e del Lazio. L'ANPI, come avrete senz'altro saputo, insieme ai centri sociali, associazioni lesbo, gay, bisexual, transsexual, antirazziste, migranti, comitati di lotta per l'acqua pubblica, sindacati di base e alcune forze politiche come Rifondazione, anche l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani aderisce, 28 febbraio, alla manifestazione Mai con Salvini contro il razzismo. Roma non ti vuole. Dopo aver insultato per anni Roma e i suoi cittadini, la Lega coi fascisti prova a mascherarsi da opposizione al governo Renzi, recita il manifesto della iniziativa Mai con Salvini. E il 28 febbraio indice una manifestazione a Piazza del Popolo, alla quale si oppongono appunto l'ANPI e le varie associazioni citate, dai centri sociali alle associazioni lesbo, gay, bisexual, transsexual, antirazziste, migranti, comitati di lotta per l'acqua pubblica, sindacati di base e Rifondazione. Dall'inizio di febbraio erano in corso assemblee alla Facoltà di Lettere della Sapienza di Roma proprio per organizzare la giornata del 28 febbraio, Mai con Salvini, più altre iniziative per destare l'attenzione, dicono i promotori, dell'opinione pubblica sui pericoli che il progetto politico di Salvini porta con sé. L'ultima assemblea a Lettere ha prodotto anche la decisione di lanciare un appello ad artisti, insegnanti, lavoratori del mondo della conoscenza e semplici cittadini, con l'invito ad aderire all'appello, condividerlo e rilanciarlo, girando anche brevi clip video e foto in cui raccontino il loro perché mai con Salvini, che aiutino a far viaggiare la campagna e siano il 28 febbraio a fianco delle associazioni promotrici. Hanno già aderito i 99 Posse, gruppo napoletano, e Elio Germano, l'attore romano, che hanno girato dei video per l'occasione. Pensiamo che Roma non possa essere utilizzata come passerella da personaggi che nel corso degli anni l'hanno continuamente denigrata. L'idea è di dare vita a un processo partecipativo che sia al contempo capace di far vivere il rifiuto e la netta opposizione che Roma deve dimostrare in questa occasione. Vogliamo dimostrare che in Italia esiste un argine alla propaganda populista diffusa da Salvini e Casa Pound, dalla Le Pen in Francia, da Alba Dorata in Grecia. Le politiche del governo Renzi non piacciono neanche a noi. Non ce lo deve venire a dire Salvini, che proviene da 20 anni di berlusconismo, che ha prodotto la Bossi-Fini e la legge Biagi. Vogliamo anche infilarci in un meccanismo mediatico che mette in rilievo solo i messaggi di Salvini, che lascerebbe morire la gente in mare e vuole convincerci che saremo invasi dall'ISIS coi barconi dei migranti. Il 28 febbraio non è che l'inizio. I Mai con Salvini promettono di organizzarsi anche per un'eventuale visita di Marine Le Pen a Roma, annunciata da Salvini per la prossima primavera. A tutto ciò partecipa anche l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. I want to wake up in a city that never sleeps. Vorrei proporvi le considerazioni di Filippo Facci oggi su Libero sulla questione della riforma della responsabilità civile dei magistrati.
Una riforma che secondo Facci, vi leggo il pezzo di Facci perché è quello più rappresentativo di chi evidenzia i limiti di questa riforma, peraltro sono coglibili credo da chiunque abbia letto il cardine della riforma medesima o i punti fondamentali. In ogni caso Facci è estremamente critico sulla portata di questa riforma, una portata di una legge che non c'è e probabilmente continuerà a non esserci, non nei termini che meritino una definizione, cioè quella di riforma. Altrimenti la magistratura avrebbe fatto l'inferno e non lo sta facendo, e invece è solo la corrente di magistratura indipendente che l'ha definita inutilmente punitiva. Ma neanche questo è vero, scrive Facci, perché andrà a finire che il ministro della giustizia, Andrea Orlando, si limiterà a abolire il filtro di legittimità previsto dalla vecchia legge Vassalli dell'88, interpretando il palese travisamento del fatto e delle prove come possibile colpa grave, ciò che rarissimamente porterà lo Stato e non il cittadino a rivalersi sul magistrato fino a dimezzargli lo stipendio. Bisognerà comunque dimostrare il palese travisamento del fatto e delle prove da parte del magistrato affinché lo Stato e non il cittadino direttamente possa rivalersi sul magistrato che ha travisato il fatto o ha travisato le prove. Bisognerà insomma dimostrare ciò che si doveva dimostrare prima. Non ci sarà dunque l'obbligo di rivalersi sul giudice che emette sentenze difformi dagli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione, non ci sarà il previsto innalzamento del tetto di risarcimento e la copertura del danno interamente sulle spalle del magistrato colpevole. Insomma, scrive Facci, non ci sarà un cavolo di niente, non solo rispetto all'ormai noto emendamento di Gianluca Pini, il leghista che propose un emendamento secondo il quale era direttamente il cittadino a poter denunciare il magistrato, ma rimane ben poco anche di quanto aveva elaborato il relatore della proposta, che doveva essere definitiva, il socialista Enrico Buemi. Ci ha pensato da tempo lo stesso ministro Orlando, con 3 emendamenti graditi all'Associazione Nazionale Magistrati, a mitigare il tutto. Doveva essere un chi sbaglia paga. Solo 7 magistrati dal 1987 a oggi hanno pagato, ma rischia di essere chi sbaglia paga un pochino, forse, ma proprio forse, eventualmente e alla fine di una lunga trafila che resta comunque interminabile. Insomma, la possibilità che l'Europa ci rida dietro c'è tutta, scrive Filippo Facci oggi su Libero. Va ricordato, infatti, che la teorica riforma è stata imposta da una condanna della Corte di Giustizia europea che impone di modificare una legge troppo blanda, la legge Vassalli, giusto appunto, del 1988, pena sanzioni pesanti. La Corte europea ha aperto una procedura di infrazione che sarà esecutiva praticamente domani e per la quale stiamo già pagando 40 milioni di euro, 36.000 euro al giorno. Detto questo, guardando alla giustizia in generale, scrive Facci, sarebbe anche ora di dire vedo e di scoprire quali carte abbia in concreto il ministro Orlando, ministro che da anni si perde in diagnosi e ipotizza terapie, ma non affronta mai la decisiva volontà del paziente, cioè la magistratura, la grande supplente, un potere che al pari di ogni potere è deciso a non cedere un grammo di quanto ha acquisito dagli anni 90 a oggi. Perché non c'è solo la questione della responsabilità civile. Ieri il ministro, in un'intervista, ha ricordato gli analgesici, li definisce Filippo Facci, già somministrati dal suo governo al corpo dello Stato devastato dalla mala giustizia. Cause civili erano 4 milioni e mezzo 5 anni fa, sono 1 milione in meno. Bene, ma se ne è accorto qualcuno? È forse cambiato il tempo di evasione medio delle pratiche? Obbligatorietà dell'azione penale. È stata introdotta la tenuità del fatto, cioè la possibilità di archiviare fatti ritenuti tenui, trascurabili, con ciò consolidando un potere enormemente discrezionale nelle mani dei magistrati. Sulla separazione delle carriere non c'è e non ci sarà, anche perché servirebbe una riforma costituzionale, ma il governo ha introdotto regole e regolette per consolidare le norme sulla distinzione dei ruoli. Chissà perché non funzionavano prima, chissà chi era ad applicarle un po' così così. Sul fatto delle correnti e del correntismo esasperato della magistratura, il governo ha prodotto niente di niente. Sul tema della custodia cautelare e dei suoi eccessi, il governo ha introdotto una norma per cui non potrà mettere in carcere preventivo chi, stando al capo di imputazione,
potrebbe essere condannato a una pena che non prevede il carcere. Giustissimo, peccato però, scrive Facci, che una regola del genere c'è sempre stata e implicava una capacità di prevedere a quanti anni il tizio sarebbe stato condannato. Il problema è che a un magistrato basta ipotizzare capi di imputazione improbabili per sbattere dentro tizio e buttare via la chiave, tanto per derubricare un reato c'è sempre tempo. Quanto alla prova, basta guardare quanti dei 1230 condannati di Mani Pulite hanno subito carcerazioni preventive, anche se poi sono stati condannati a pene inferiori ai 2 anni. Non bastano le leggine, non per impedire applicazioni estensive, il che determina più di 20.000 detenuti in attesa di giudizio, con una carcerazione che, nei fatti, viene adottata per dare anticipi di pena o per costringere a confessioni. E poi c'è il tema del sovraffollamento carcerario. Il ministro Orlando, il ministro della giustizia, dice che l'indice di sovraffollamento carcerario è passato dal 131% del 2013 al 107% del 2015. Qui bisogna fidarsi solo dei suoi dati, anche se nulla vieta di osservare che le carceri italiane fanno schifo comunque. Problema che certo il ministro non può risolvere in 3 minuti e senza soldi. Fanno schifo le carceri, scrive Filippo Facci, perché nessun governo ci ha speso soldi in tempo di crisi perenne. I posti cella sono pochi in assoluto per uno Stato di 60 milioni di individui e, aggiungiamo noi, per uno Stato che ha problemi di criminalità consolidata storici, e indulti e amnistie resteranno inevitabili finché non sopraggiungano soluzioni più radicali. C'è una direttiva europea sui suini, ricorda Filippo Facci, che prevede che ciascun maiale, inteso come animale, disponga di almeno 6 metri quadrati, mentre la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia perché un detenuto a Rebibbia viveva in 2,7 metri quadri. Rebibbia è ancora lì, i nodi della giustizia pure, ma non facciamo i gufi, su via, scrive Filippo Facci. Che ci tiene compagnia stamani, giusto per fare un piccolo focus in 5 minuti che ci rimangono sulla questione di cui abbiamo appena parlato, ovvero la cosiddetta riforma circa la responsabilità civile dei magistrati, e lo facciamo velocissimamente con l'avvocato Luca Dauria, che sfruttiamo, tra virgolette, per le sue competenze e per la sua attività professionale, per un giudizio su questa riforma. Buongiorno intanto, avvocato Dauria. Buongiorno direttore, grazie. Allora, un parere tecnico, diciamo così, su questa riforma di cui sono piene le prime pagine dei giornali di oggi. Ci siamo o non ci siamo sul tema? Allora, intanto come avete
giustamente detto voi, al di là della responsabilità civile dei magistrati, ci sono più punti abbastanza interessanti, tra cui quello della tenuità del fatto, che era già presente in parte per il processo penale minorile e che è una novità assoluta per il processo invece ordinario tradizionale. Credo che non sia una cosa mal fatta, perché effettivamente la macchina della giustizia è intasata con una quantità sovranormale di procedimentini che non hanno nessun valore contro ignoti, per cui questo potrebbe essere uno spazio interessante. Quanto alla responsabilità civile, io sono avvocato penalista, più volte anche nelle vostre trasmissioni abbiamo commentato e analizzato vicende giudiziarie che hanno delle dove uno potrebbe immediatamente pensare alla bontà di una riforma di questo tipo. Rispetto a tanti colleghi io sono contrario, cioè ritengo che non sia propositivo sottoporre al gioco del far male il proprio mestiere il magistrato. C'è un problema che qualsiasi riforma che responsabilizzi in qualche modo la magistratura vede la magistratura contraria. Se posso, anni fa ormai tramite un amico, il senatore Del Pennino, avevamo presentato una proposta di legge anche costituzionale per l'elezione dei procuratori e l'elezione dei capi degli uffici. All'americana, diciamo all'americana? All'americana. Cioè io sarei molto più favorevole, sarei stato molto più favorevole, anche se è più complicato ed è un cambiamento di mentalità vera, proporlo in positivo, non in negativo, la responsabilità dei magistrati. Io ho avuto modo di parlarne scherzosamente con dei noti magistrati di Milano, il dottor Greco, pensando e dicendo loro, ecco, voi sareste i primi a volerla, a doverla volere, perché sareste i primi a essere eletti probabilmente. Ecco, secondo me questo tipo di impostazione diversa, non in negativo, cioè io ti bacchetto perché fai male, ma io ti premio perché fai bene, sarebbe una spinta veramente innovativa e potrebbe portare a un miglioramento. Cioè lei dice assumersi una responsabilità tramite il fatto di essere eletti dai cittadini? Sì, di essere eletti, quindi di dover portare i risultati e non essere pacchettati perché il risultato non c'è, perché io quello che penso che sarà, cioè l'impossibilità di capire in concreto se questo tipo di responsabilità in negativo possa o non possa agire. Oltretutto non dimentichiamoci che probabilmente chi decide sulla responsabilità dei magistrati sarebbe un altro magistrato. Ecco, però in sintesi, di una corte d'appello diversa. Avvocato Lauria, dobbiamo proprio salutarci tra poco, però in sintesi mi pare di capire che nonostante l'esultanza, diciamo, del Premier twittante, finalmente dopo anni abbiamo introdotto eccetera, però nel merito specificamente mi sembra che non cambi moltissimo, viene meno un passaggio rispetto all'attuale regime di responsabilità dei magistrati, no? O di riconoscimento della responsabilità. Ma certo, secondo me non cambia molto, ma veramente mi viene da dire speriamo che non cambi troppo, perché come si fa ad andare a sindacare? È difficilissimo, è diverso dalla responsabilità medica, dove ci sono dei protocolli, dove ci sono delle linee guida. Il magistrato si trova a adottare di parte di diritto una diversa dall'altra, in base a tantissime variabili. Non c'è il protocollo medico su come si opera bene o si opera male, mentre invece ci potrebbe essere una operazione diversa che crei responsabilizzazione in positivo e quindi anche un ruolo manageriale di alcuni magistrati, magari in larga carriera, un po' come accade per i barrister inglesi che diventano poi i giudici delle Corti
più alte, o negli Stati Uniti, come diceva lei direttore, l'elezione dei procuratori. Ecco, secondo me questo vorrebbe dire facciamoli lavorare bene, loro sarebbero i primi a essere motivati. Ovviamente in prima battuta sarebbero assolutamente contrari, credo. È un tema vecchio, peraltro fu la Lega anche in un certo periodo a proporre la questione della elezione diretta dei pubblici ministeri. Però è un tema che è scomparso, diciamo, oggettivamente dal dibattito. Io ringrazio l'avvocato D'Auria per questo flash su una delle questioni di giornata. Buon lavoro, avvocato D'Auria, Grazie a voi, grazie direttore. E un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.